volevo fare un passaggio da professor Crisanti, che è stato evocato in questo studio più di una volta già da venerdì per queste sue parole relative al vaccino, che vorrei ci spiegasse esattamente in che misura lei ha voluto pronunciarle. Cioè lei ha detto che in mancanza di dati chiari non si sarebbe fatto il vaccino. È scoppiato il putiferio, tutti hanno detto Crisanti è pazzo, Crisanti è un irresponsabile, quindi siamo contenti che lei stia qui non tanto a farsi dare del pazzo quanto a chiarire, siccome riteniamo che lei pazzo non sia, però vogliamo capire in che misura sono questi dubbi, perché li vogliamo chiarire, perché i dubbi che ci possono essere nella società su tutti i temi vanno presentati e chiariti. Crisanti. Guardi, dico subito che io non ho nessun dubbio. Io ho detto semplicemente senza dati non mi vaccino, perché la domanda era in qualche modo anche leggermente provocatoria. Lei mi ha detto, lei si vaccinerebbe con questo vaccino a gennaio, e io ho detto senza dati non mi vaccino. Cioè mi pare una posizione assolutamente condivisibile, che tra altre cose è oggetto di dibattito in Inghilterra. Ci sono stati editoriali su Nature, su British Journal of Medicine, sull'Lancet recentemente, che hanno sanzionato questa politica di annunci e evidenziato la necessità di mettere a disposizione della comunità scientifica in generale, oltre che degli organi regolatori, i dati originali, perché la procedura che si applica è una procedura d'emergenza, una procedura che in qualche modo è diversa dalle altre, e quindi penso che più persone la vedono, più la comunità scientifica ne è consapevole, più tutti quanti si vaccineranno volentieri. Allora, aspetti Crisanti, allora, senza gli annunci, ovviamente lei fa riferimento agli annunci delle case farmaceutiche, perché abbiamo sentito i due... Noi comuni mortali cosa dovremmo pensare se Crisanti dice questo? Cioè, non è una cosa molto preoccupante, perché allora noi, se lei dice che non si vaccinerebbe, assolutamente... Guardi, io ho detto io non mi vaccino senza che la comunità scientifica e gli organi regolatori hanno visto i dati. Sono due cose completamente diverse. Però lei è prudente. Lei è prudente. È scontato che dovrebbe accadere il professor Crisanti è prudente. Quello che ha un po' suscitato delle perplessità sono non tanto la sua uscita, quanto il sovrapporsi delle uscite dei vari esperti. Mi chiedo, glielo chiedo in tutta umiltà, come categoria non siete stati un po' troppo logorroici in questi mesi? Non sarebbe stato opportuno centellinare le dichiarazioni così da scatenare anche meno confusione, meno dibattito, che mi pare di vedere sia un dibattito soprattutto italiano tra gli esperti? Io in altri paesi li vedo molto meno presenti tutti questi conflitti di opinione. Glielo chiedo, non sono una scienziata, quindi sono una giornalista. Non pensa che abbiate parlato troppo? Crisanti, io devo dire, vabbè, di mio ovviamente ne approfitto degli esperti, perché faccio un lavoro di divulgazione, eccetera. Dopodiché Crisanti può rispondere, ovviamente. Ma guardi, troppo o poco, penso che questo sia risultato anche della fame di informazione del pubblico e del fatto che i programmi di trasmissione in qualche modo hanno fatto leva e hanno sfruttato questa esigenza. Guardi, non è che io corro ai programmi di trasmissione, anzi probabilmente gli autori sono testimoni che ho fatto moltissime resistenze anche per venire qui a parlare. Oggi gli ho mandato un messaggio io apposta perché volevo che si chiarisse il punto, infatti su quello torno, le ho scritto io a Crisanti, professore venga, perché voglio chiarire, perché dobbiamo appunto chiarire i dubbi. Mi faccia capire una cosa però, professore, tornando al vaccino. Il vaccino, quando arriverà, il più presto possibile, ce lo auguriamo tutti, sarà controllato? Cioè, c'è qualcuno che quei dati li vede? Ma sicuro che qualcuno questi dati li vede, ma guardi che in genere, quando viene un vaccino entra in commercio, in genere esistono tutta una serie di pubblicazioni preliminari in cui praticamente vari esperti, vari settori hanno la possibilità di commentare. La procedura accelerata di fatto in qualche modo elimina questa possibilità. È tutto qui. Ma la procedura accelerata, Crisanti, questa è la domanda, secondo lei pone degli interrogativi rispetto alla sicurezza del vaccino? Cioè può creare un problema rispetto alla sicurezza del vaccino la procedura accelerata? Secondo lei? Guardi, io le rispondo con l'episodio del Remdesivir.
il Remdesivir è stato approvato con procedura accelerata e dopo praticamente 6 mesi si scopre che non serve a nulla. Quindi la procedura accelerata di per sé, essendo accelerata, ha delle problematiche. Per questo che io ho chiesto trasparenza, ma guardi, non sono io che la chiedono tutti gli scienziati d'Europa e del mondo. È solo che in Italia esiste questo dibattito sociale. Ma invito tutti quanti a leggere l'editoriale del British Medical Journal, di Nature, tutti quanti, tutto il mondo si sta discutendo questa cosa senza pensare che se uno dice questa cosa la verità del vaccino è un problema di trasparenza, non è un problema di validità. No, non è un problema anche di validità, però aspetti Crisanti, perché se lei mi dice la procedura accelerata può creare dei problemi rispetto alla sicurezza, ovviamente io che sono una profana, come diceva Beppe, poi non mi vaccino. E siccome siamo un paese, siamo un mondo nel quale ci sono complottisti e Novax, ovviamente le persone si agitano. Non mi metta parole in bocca che non ho detto. No, ma la procedura richiede maggiore trasparenza. Aspetti, abbiamo delle difficoltà di audio proprio quando lei ci deve dire la cosa più importante. Allora, ricapitoliamo perché ci tengo a essere chiara, perché la gente a casa deve capire, deve essere sicura anche dalla voce di un importante scienziato qual è lei. Ho detto che la procedura accelerata richiede trasparenza, tutto qui. Non è che io non metto in dubbio che ci si guardi, io sono sicuro che quando il vaccino sarà approvato sarà sicuro. Tutto qua, io ne sono assolutamente convinto, però le procedure accelerate, a mio avviso, richiedono più trasparenza, perché proprio per la natura accelerata hanno questo problema qui, tutto qui, che necessitano che più persone la guardano, è evidente, no? È una cosa normale, perché uno che ha 6 mesi di tempo per guardare tutti quanti i dossier, se ce n'ha un mese, se lo guardano più persone è meglio, no? Quindi lei dice che le case, cioè non le basta l'approvazione dell'AIFA o dell'EMA, cioè serve, diciamo così, che tutta guardi, la... no, io non ho detto che non mi basta, guardi, se l'AIFA e l'EMA io sono contento, sia ben chiaro. Poi io penso che in una situazione accelerata sia importante che le case farmaceutiche e chi l'ha sviluppato metta contemporaneamente anche a disposizione della comunità scientifica i dati. Anche tutti i dati. Non c'è cioè, i dati perlomeno aggregati, che pubblicano questi dati, che le rendono pubblici. Tutto qui. Non è che... Va bene, no, va bene. Abbiamo, diciamo, abbastanza chiarito, ogni tanto la voce se ne va, ma insomma mi sembra che sia chiaro. È chiaro per voi? L'importante credo era forse, si poteva dire, diciamo, quello che adesso il professore ha detto, se non ci fosse stata la frase io non mi vaccino, forse avrebbe avuto un effetto meno dirompente. Siccome peraltro Crisanti lei sarà uno di quelli che potrebbe avere il vaccino per primo, perché ovviamente è un operatore sanitario, comunque abita, insomma, lavora in quel campo, quindi se le arriva fra i primi... si vaccina. Ma io l'ho già detto che mi vaccino, ma guardi, questo stiamo facendo un discorso veramente provinciale, mi creda. Io invito tutti quanti a vedere quello che sta succedendo in America, in Inghilterra e in altri paesi su questo argomento. Professore, guardi che su British Medical Journal c'è stato un editoriale feroce ieri che se l'avessi detto io quelle parole mi avrebbero spellato vivo. Cosa dice il British Medical Journal? Il British Medical Journal ha detto basta con queste dichiarazioni perché altrimenti il vaccino rischia di fare la fine del Remdesivir. Ecco, esattamente la mia posizione, professore. Però quelle sono le case... Con le dichiarazioni andiamo sulla carta. Il Medical Journal, se lo scrive perché c'è un lasso di tempo tra il pensiero e quanto poi va stampato. Sì, ma sono le dichiarazioni dei produttori di vaccino, quello a cui si riferisce. Un altro effetto è la dichiarazione resa così anche in un momento, però è vero, Maria, che quello sono molto le dichiarazioni anche dei produttori, perché ogni giorno noi apriamo le agenzie e abbiamo l'efficacia al 95, al 97, al 70, al 4 più 1, perché poi in borsa sale il titolo, ecco, no? Va bene, però insomma meno male che la ricerca la fanno, però spezziamo una lancia perché se ci avremo il vaccino... Mi permetta di fare un'ultima precisazione, perché io non ho parlato a un programma televisivo, io ho parlato a un programma scientifico e mi è stata estrapolata una singola frase, quindi io non avevo e parlavo a persone che erano mediamente esperte, quindi non era una dichiarazione che io ho fatto perché mi ha invitato in un talk show e me ne sono sparato, io il vaccino non me lo faccio. Io ho detto, ho contestualizzato e ho detto che per dare sicurezza e dare fiducia ci vuole trasparenza e quindi per ovvia conclusione ho detto aspetto
che ci siano i dati per farmi il vaccino. Allora, facciamo così, tanto insomma arriverà, saremo tutti su questa terra, mi auguro, e quindi ci rivedremo quando arriveranno i vaccini e vedremo se questa trasparenza c'è stata o meno. Professore, l'importante è non prestare il fianco a chi invece, appunto alle comunità Novax, ai complottisti, perché se no non ne usciamo, ai negazionisti, per carità, per carità, per carità. Senta, secondo lei allora il Natale, col Natale va bene, secondo lei? C'è un'indiscrezione sulla possibilità di stare in 8 in casa. Che ne dice lei? Oh, mamma, meno male. Beh, sicuramente la curva sembra che si sia stabilizzata e adesso vedremo se i casi incominceranno a scendere. Ecco, però non facciamo che il Natale sia un'altra occasione per farla ripartire, ecco. Quindi ci vuole sicuramente un po' di attenzione, ecco. Grazie professor Crisanti. Vineis, Arrivederci. l'Istituto Superiore di Sanità ci conferma questa indiscrezione che leggiamo sui giornali, che allora, a parte che io parto da un presupposto, scusate, faccio un passo indietro, che abbiamo avuto i dati sui morti, siamo arrivati a 50.453 morti e con tante persone che hanno perso la vita. Parlare del Natale, perché abbiamo bisogno di fare il cenone con 30 persone, a me francamente un po' disturba, perché le cose importanti della vita sono tutelare le persone alle quali vogliamo bene. Però, professor Vineis, che è un epidemiologo, uno dei più illustri europei, quindi studia proprio non il virus, il propagarsi dell'epidemia, cosa ci può dire sulle festività alle